Rientriamo in diretta, il nostro focus di oggi ci stiamo parlando dei medici gettonisti, professionisti chiamati per colmare delle lacune del sistema sanitario, soprattutto in emergenza e nei pronto soccorso, e pagati, come avete sentito dai nostri ospiti, dagli 80 ai 120 euro l'ora in un turno di 12 ore, quindi insomma questi sono i numeri, come vedete nei nostri titoli, che vengono fuori. Voleva intervenire sulla questione delle emergenze in pronto soccorso, della periferia, insomma, e soprattutto della vocazione del pronto soccorso, il professore Sciacchitano, e poi do la parola a Riccardo Spampinato del CIMO. Nel vostro telegiornale si parla a proposito di mancanza di programmazione e non solo di mancanza di vocazione sui pronto soccorso, e vorrei dire poi qualcosa sui pronto soccorso. Avete mandato in onda un servizio dell'ospedale di Agrigento dove deve chiudere il reparto di ortopedia perché non ci saranno più medici. Quindi questo fa parte del discorso generale. Poi lì ci sarebbe da aprire un discorso importantissimo su questi gettonisti, ma più che sui gettonisti, sulle cooperative. Chi li gestisce queste cooperative? E perché i medici non hanno un rapporto diretto eventualmente con l'azienda invece da passare... Sciacchitano, chi le gestisce? Chi le gestisce? Le gestisce le cooperative. Ma chi le gestisce? Chi? Qual è la percentuale che prenderà la cooperativa? Da chi è fatta questa cooperativa? E lei lo sa, lo Sciacchitano è in pensione, ce lo può dire, non si espone. No, realmente non lo so. Realmente, è da tempo che me lo chiedo. Anche perché lei lo sa chi le gestisce? Guardi, non solo non so chi le gestisce, ma sono talmente contrario che se fossi in grado di saperlo chiederei qual è la ratio. Però io torno sul punto. Perché il pronto soccorso non è appetibile? Ha detto bene il dottore Di Liberti, perché non si può fare un mestiere di prima linea con un mestiere, diciamo, invece sereno alla stessa cifra. Noi avevamo fatto come CIMO una proposta che era quella di un'indennità di funzione. Funzione significa che chi lavora al pronto soccorso ha un'indennità in più degli altri. Non erano cifre micidiali. Anzi, addirittura l'assessore di turno in quel periodo ci disse che era una cosa fattibile e andava a premiare la funzione di medico del pronto soccorso, che non c'entra niente con tutte le altre voci stipendiali. Detto questo, che non è andato in porto ovviamente, io continuo a dire, ma perché mai un medico si dovrebbe sentire sicuro di andare a lavorare in un pronto soccorso? Lei giustamente dice, ma vanno in questi ospedali di pronto soccorso della provincia? Peggio, amico mio, perché se io faccio il pronto soccorso al Cannizzaro so di avere un ospedale alle spalle. Se io faccio il pronto soccorso a Militello Val di Catania, io non ce l'ho un ospedale alle spalle, non ho i servizi che mi servono, non ho le specialistiche che mi servono, non ho i medici reperibili che mi giovano. Cioè, andare a lavorare in un ospedale di provincia, così come per dire, ma in fondo lì si vive bene. No, non si vive bene affatto. Perché quando noi abbiamo chiuso 38.000 posti letto, li abbiamo chiusi dove? Proprio in quegli ospedali, perché certamente i posti letto del Cannizzaro o del Garibaldi o del Policlinico sono parametrati alla grandezza dell'azienda. Ma se lei va ad Acireale, i posti letto di medicina sono 20, ma 20 posti letto per un bacino d'utenza di 200.000 abitanti, ma sono una risata. Allora però Spampinato, se poi quando arrivano là li mandano a Catania, diciamo, il gioco... Sì, ma le sembra una cosa normale? Cioè, il medico di pronto soccorso che non ha un ospedale capace di assorbire le necessità del suo pronto soccorso, cioè del suo lavoro, quando addirittura non ha le attrezzature scientifiche, non ha una risonanza magnetica, non ha una TAC che lavora H24, non ha una cardiologia interventistica, ma ne vogliamo parlare? E allora io voglio dire, abbiamo perso in questi anni, al di là dei posti letto, 2,8 milioni di ricoveri, abbiamo perso 282 milioni di prestazioni che dovevano fare il territorio. Tutta questa gente che non trova risposta nel territorio, secondo lei dove va? Dal medico di famiglia? No, va al pronto soccorso. Per cui noi è vero che abbiamo i codici bianchi, i codici verdi, che abbiamo lunghe attese, ma li abbiamo perché non abbiamo i medici sul territorio che possano lavorare, che possono dare risposte. Quando arrivano in ospedale non abbiamo i posti letto dove ricoverare la gente, al che ti viene l'infarto, tu lo devi ricoverare in cardiologia e in cardiologia ti dicono che hanno i posti letto occupati, di cui 2 per ortopedia e 1 magari per chirurgia toracica. Ma stiamo scherzando?
E allora perché mai un giovane dovrebbe accettare di fare un concorso per vincerlo dove? Al pronto soccorso? Ma non lo farà mai, è un folle. Per prendere come scrive un nostro telespettatore, diciamo, se passa questo principio che al pronto soccorso non ci si vuole andare, il giuramento di Ippocrate si va a fare benedire. Non c'entra il giuramento di Ippocrate con la personale sicurezza. Al pronto soccorso tu rischi sia dal punto di vista professionale e sia dal punto di vista fisico, se non hai un ospedale alle spalle. Motivo per il quale, ripeto, se vogliamo che i pronto soccorsi funzionino, dobbiamo premiare chi sta al pronto soccorso, non lo dobbiamo bacchettare e abbandonare al suo destino. Questo è il problema. Chiarissimo il punto. Andiamo a chiudere. Shekhinane e poi chiudo con Liberti. Shekhinane, ha un minuto, se no li buttano fuori. Io credo che dovremmo fare un'altra puntata, perché sullo stress del medico del pronto soccorso io l'ho vissuto in prima persona, perché ho fatto il pronto soccorso ostetrico. Allora lì andrebbe rimodulato tutto il problema degli organici, perché veramente un medico, anche se viene premiato dal punto di vista economico, ma lo stress gli rimane, e lo stress se lo piange poi per tutta la settimana. Quindi andrebbe, ripeto, il discorso è molto lungo, andrebbe completamente studiato il sistema del pronto soccorso. Io ricordo che nei primi 30 anni fa partecipava alla guardia, allora si chiama guardia del pronto soccorso, tutti i reparti di un ospedale, i reparti di medicina e i reparti di chirurgia, il che significa che il medico al pronto soccorso, cioè il malato al pronto soccorso, trova gente molto esperta, in grado di sapere immediatamente una diagnosi. Siamo tutti d'accordo su questo, Shekhinane, è ovvio, no? Cioè, siamo pienamente d'accordo tutti che il medico del pronto soccorso deve essere un medico bravo e soprattutto reattivo. È chiaro, per questo c'è un po' questo malumore attorno ai gettonisti, perché vanno a ricoprire diciamo, dei posti al pronto soccorso che evidentemente... Questo è quello che volevo dire, perché, ripeto, è stressante. Un medico di pronto soccorso, che principalmente è quello che stressa di più è la notte, non può recuperare, quindi l'organico deve essere assolutamente ampliato, e un medico non può fare solo il medico di pronto soccorso, deve fare anche il medico di reparto, deve ampliare le proprie conoscenze, le proprie esperienze, quindi il discorso è lunghissimo. Lo facciamo in un'altra puntata. Shekhinane, dobbiamo chiudere, leggo due messaggi e poi ci salutiamo con Liberti. Allora, bravissimo dottore, condivido in pieno il suo ragionamento, spero che l'ascolti di dovere di competenza, riferimento insomma al Spampinato e ovviamente a quello che ha detto Shekhinane. Qua c'è un'altra testimonianza: venite all'ospedale di Paternò, al pronto soccorso, con un numero elevato di utenza trovate solo un medico che non riesce nel suo lavoro, oltretutto gettonista, che fa 3 turni di fila e mentalmente non è lucida, e nessuno controlla questa realtà che si vive giornalmente. Chiudiamo con questo, poi Liberti, in chiusura le do anche un input, magari poi potremmo approfondire anche più avanti. Qualche giorno fa mi ha contattato un medico giovane catanese che ha detto: guarda, io mi sono trasferito a Dubai perché ormai la migrazione dei medici non è più nel nord Italia ma all'estero e in questi paesi medio orientali. Qui mi pagano 4-5 volte tanto, ma soprattutto non è solo la questione della paga che mi ha allettato, ma il fatto di lavorare con strutture efficienti, all'avanguardia e sempre pronte all'uso. Io non vorrei rubare il mestiere a Riccardo Spampinato e quindi vestire i panni del sindacalista. Però è vero che... L'ordine è sindacato. L'ordine non è proprio sindacato, perché è vero che gli stipendi italiani sono i più bassi, non tra i più bassi d'Europa. Sono stipendi, come dire, decenti, ma sono i più bassi d'Europa. Ed è vero che il medico, lo dico con rispetto e simpatia, che autorizza i pannoloni all'ASP non può e non deve guadagnare quanto un medico di prima linea in pronto soccorso. E quando Riccardo parlava di quel progetto per il quale l'assessorato stava per provvedere a un incentivo per chi lavorava in pronto soccorso, è poco, perché un medico di pronto soccorso, a mio avviso,
dovrebbe guadagnare almeno il doppio rispetto agli altri, rispetto a chi fa un lavoro sereno di corsia e chi lavora nei pronto soccorso di periferia. È vero che riceve meno casi, ma è anche vero che se riceve un caso difficile non è coperto, non ha la cardiologia, non ha le malattie infettive, non ha, se capita una meningite, non ha il centro ustioni, non ha la chirurgia plastica e quindi è costretto a prendere atto dell'urgenza e poi provvedere al trasferimento del paziente là dove esistono le specialità. Quindi lo manda poi a Catania, ma Palermo, non può fare altrimenti, perché se non c'è il chirurgo plastico... Però guadagna 4 volte di più di quello di Catania. Ma guadagna 4 volte di più perché non c'è nessuno che vuole andare lì ed è, come dire, una legge di mercato che io credo sia nota a tutti gli economisti, la legge tra domanda e offerta. Siamo d'accordo tutte e quattro che c'è qualcosa da rivedere in questo sistema? Certo che c'è qualcosa da rivedere, no? c'è tantissimo da rivedere, a partire dal territorio, a partire dagli emolumenti, ma un calciatore di Serie A guadagna molto di più di un calciatore dilettante e ci sarà un motivo per cui questo avviene, perché lì la domanda è molto superiore all'offerta. Chiudiamo qua, ci scrivono anche genitori che ci dicono che i figli non sono riusciti a entrare a medicina, quindi insomma tutta sta scarsa vocazione non c'è. Insomma è evidente che il numero chiuso in qualche modo è un tappo, sia su questo vorrei essere chiaro. Quest'anno ci sono state 16.000 borse di studio, ne sono state occupate solo 10.000, perché le altre sono state rifiutate, perché tutte quelle specialità, come dire, poco gratificanti, poco remunerative, ormai oggi vengono rifiutate dai giovani colleghi. Tra cui l'emergenza. La medicina e la chirurgia d'urgenza è ai primi posti nei rifiuti da parte dei colleghi. Allora, grazie al professore Giansalvo Sciacchitano, grazie al dottore Riccardo Spampinato, sindacalista del CIMO, grazie al vicepresidente dell'Ordine dei Medici Catania Pino Liberti, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito. L'appuntamento con Focus ritorna dopodomani, perché domani ci sarà un approfondimento dedicato al calcio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti.